Settima corsa dall'Arcoveggio, ancora 4 anni al via. Non è della partita Ace of Hearts. Lo schieramento è il seguente: Alvaro Soler, Aragon Nal, Artaterme Jet, Angel Cash, Alabama Monroe, seconda linea Amos Rab, Asia LL, Anouk Grad. I favori per Alabama Monroe in chiusura, numero 5 Andrea Farolfi, alternativa principale Aragon Nal, numero 2 Antonio Greppi, macchina che stacca in questo momento, e la velocità iniziale di Alabama Monroe, che va su Aragon Nal, l'impegna e lo sopravanza in meno di 80 metri. Alabama Monroe ha colto partenza velocissima, Aragon Nal ha cercato di opporsi ma ha dovuto adeguarsi, ora segue in seconda posizione. Tanto è salita la nebbia e numero 4 Angel Cash c'è stato l'errore di Angel Cash. squalificato. E dopo l'errore di Angel Cash, Alvaro Soler in terza posizione davanti a Asia LL, mentre il quarto iniziale completato in 30 secchi da parte di Alabama Monroe, che tiene comunque alto il ritmo di gara, perlomeno vivo. All'esterno Artaterme Jet, che va a stazionare a lato di Aragon Nal, che è in seconda posizione. I 600 in 46,4, ora rallentamento intermedio da parte del battistrada Alabama Monroe, che completa un mezzo miglio in 1,1,6. Percorsi esterni, cerca di essere della partita anche Anouk Grad, per il momento non riesce però a seguire le mosse di Artaterme Jet, che è sempre al sediolo di Alabama Monroe. In seconda posizione si mantiene Aragon Nal, poi Alvaro Soler, ancora Asia LL, e ora c'è il tentativo in terza ruota di Amos Rab, che viene via a 500 dalla conclusione. Tanto allunga però Alabama Monroe. Terza ruota per Anouk Grad, che ha anticipato a sua volta Amos Rab, che deve venire via in quarta. Intanto a contatto rimane Aragon Nal, che si appresta a spostare all'esterno. Lungo la corda Alvaro Soler, completamento della piegata, ingresso in retta. Alabama Monroe entra in vantaggio, prende margine Alabama Monroe nel finale. Alabama Monroe in grado di allungare ancora e controllare molto molto bene i tentativi di Aragon Nal, che può essere soltanto secondo davanti ad Alvaro Soler. Non si gira all'esterno in questa circostanza. 1:15,4 infatti il tempo per Alabama Monroe, che ritorna così al successo. Andrea Farolfi in percorso di testa per conto di Andrea Sarzetto, la quota da favoriti di 2,49 al totalizzatore. Buon secondo per Aragon Nal, al terzo Alvaro Soler.